3. Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta 049 4906 054, cominciamo oggi, abbiamo dato spunto e spazio alla Pedemontana e oggi parliamo di una cosa molto importante che ci riguarda e che ci terrà col fiato sospeso fino alle 18:15, perché pare che alle 18:15 cosa succede? Il Premier Conte fa una conferenza perché ha qualcosa di importante da dire. Ci chiediamo allora, il governo deve resistere, è meglio andare al voto, si può andare avanti con un litigio, un'affermazione, una smentita tutti i giorni? Beh, ne discutiamo con Vittorio Ivis, segretario cittadino del Partito Democratico di Padova, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Il piacere di venire in studio con noi Giacomo Cusumano, consigliere del Movimento 5 Stelle, sempre il Comune di Padova, benvenuto. Buongiorno a tutti, salve. È il piacere di avere in studio con noi Filippo Lazzarin, sindaco di Arzelgrande in provincia di Padova, amministrazione Lega, giusto? Così siamo chiari, siamo in par condicio. Buongiorno a tutti. E siamo tutti quanti bene. Allora, la situazione è una situazione piuttosto pesante perché c'è stato un motivo di litigio anche durante la festa della Repubblica con affermazioni e traffico, Di Maio, poi subito è intervenuto anche Salvini e tutto questo che cosa? Ha praticamente un anno dalla nascita del governo giallo-verde. Io vado subito però da Vittorio Ivis, perché tra i due litiganti il terzo gode. No, non è così, ma insomma quasi. Secondo lei che cosa deve fare questo governo? Cioè chi è che ha il cerino in mano e soffierà? Ma soprattutto perché alcuni sondaggi dicono che un italiano su due però non vorrebbe andare a votare, vorrebbe che il governo continuasse. Si può andare avanti così? No, così non si può andare avanti. Su questo non. Quindi lei vorrebbe andare a votare? No, io vorrei che il governo facesse il governo, però diciamo che politicamente il cerino in mano a me sembra che ce l'abbia il Movimento 5 Stelle, che ormai da tempo sta subendo l'avanzata leghista, però la verità è che il cerino in mano ce li hanno gli italiani, nel senso che un governo che non fa, un governo che non lavora, che è sempre tra l'altro succube di queste liti, queste guerre intestine, non è un governo che fa il bene degli italiani. Credo che tutti quanti ne stiamo percependo anche la catastroficità. Oggi lo spread è in impennata, ma ripeto, soprattutto le politiche in generale sono ferme, i nostri diritti secondo me sono gradualmente stati ridimensionati da quando è partita questa legislatura, il mercato del lavoro soprattutto è fermo e per carità nel mentre c'è un siparietto di ascesa verso il colle, no, con le fidanzate da parte dei due vice premier. Questo fa notizia, questo è ciò che oggi sta. Esattamente, questo è quello che oggi sta parlando. Ci sarebbe un governo pattinato, un po' gossippato? Beh, direi che è decisamente questo. Ma no, ma non ci credo. Bisogna colmare il gap di assenza di dati, di politica, di proposte, di offerte e anche di discussione, perché comunque è un governo che non riesce a interagire. Le Camere sono ferme, non stanno facendo quasi niente. Non ce lo dica così perché stiamo pagando col franchetto, stiamo pagando deputati, senatori, cioè così, non sta facendo niente secondo lei? No, anzi i deputati di opposizione stanno facendo tutto quello che possono per fermare alcune disastrose iniziative. Si parlava ieri di questa ipotesi di attribuire a un assistente parlamentare il commissariamento della sanità calabra, per esempio. Se non ci fosse stata l'opposizione questo sarebbe stato un altro danno al Paese e ovviamente a spese dei conti pubblici, marchiato 5 Stelle e Lega. Ma ecco, vabbè. 049 4906 054, siamo qui, pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno, sono Gianfranco, chiamo da Padova. Buongiorno Gianfranco. Io volevo, se era possibile, interloquire col signor del 5 Stelle. Cusumano, eccolo. Buongiorno. Eccomi qua. Allora, su questo reddito di pensione, attenzione, io oggi ho scoperto una cosa aberrante. Mia madre ha 97 anni, è in casa di riposo, abbiamo fatto la domanda per reddito di pensione perché prende la pensione minima. Bene, l'INPS oggi mi dice che il reddito di pensione per mia mamma, 97 anni ripeto, siccome è in casa di riposo, non gli spetta. Cioè, ci rendiamo conto, indipendente da chi paga, cioè noi paghiamo il 50% perché paghiamo 1.800 euro circa al mese di supporto. L'INPS ha detto che la legge 4 del marzo 2019 specifica che chi convive, è in condivisione, eccetera, insomma,
e essendo in casa di riposo non gli spetta nulla. Ma ci rendiamo conto di quello che ha fatto? Questo. Ma signori, ma chi ha a carico sua madre? Di chi è a carico sua madre? Signor Gianfranco, chi senta Cusumano? Chi è a carico sua madre, mi scusi? Nessuno. Lei è da sola, autonoma? È in casa di riposo. È carico alla casa di riposo. È in carico alla casa di riposo, pagherà la casa di riposo. No, secondo me è in carico ai figli che la mantengono. Riposo, il 50% della retta la paghiamo noi. Esatto, proprio per questo. Allora, se fosse completamente da sola sicuramente avrebbe diritto, ma in quanto è sostentata dalla famiglia, dai legami familiari, i familiari continuano a provvedere. Anche perché quando una persona ha la demenza, per legge dovrebbe essere a carico dello Stato e che c'è una legge, e invece anche questo non viene rispettato. Insomma, lei è un casino sto paese. Allora, signor Gianfranco ha espresso il suo punto di vista e secondo me bisogna anche riflettere su questo, perché le persone in condizioni di fragilità, che sono gli anziani, le donne, i bambini in alcune circostanze, dovrebbero avere molto rispetto, perché poi si parla natalità zero, visione zero, non stiamo costruendo una società, non è così. 049 49 06 054. Allora, Movimento 5 Stelle, Giacomo Cusumano, anche insomma, cosa succede tra Di Maio e Fico? Perché non riusciamo a capirlo? Perché uno dice una cosa, l'altro si arrabbia, e anche la sensazione che ne emerge è che ci siano dei correntoni. Sono dei correntoni. Io sono contento di quello che ha detto Fico, sinceramente. Non leggete i giornali, non leggete le testate dei giornali, per cortesia, andatevi a vedere realmente cosa ha detto Fico e capirete che non ha detto assolutamente niente di male. La festa della Repubblica è una festa di tutti, è una festa importante per lo Stato ed è una festa per tutte le persone che sono in Italia in questo momento, a prescindere dall'etnia, dalla provenienza e dal loro passato culturale. È una festa di tutti. Punto. E io sono pienamente in sintonia. Se questo poi dà fastidio alla Lega, va bene, chi se ne frega. Io credo che sia una grandissima festa da festeggiare assieme, unitariamente e soprattutto per ricordare anche che non ci sono diversità e che siamo tutti quanti dei cittadini allo stesso modo. Quindi, pure il Papa aveva dato una manina ieri, Ma credo che il Papa insomma su questo sia pienamente d'accordo riguardo a Fico, che è quello che ha detto obiettivamente. Se dopo la gente prende questa frase come per dire ma tutti gli immigrati sono spacciatori, ma tutti gli immigrati si comportano male, sappiate che avete sbagliato tutto, perché la maggior parte degli immigrati non si comporta male, ma lavora in Italia e anzi aiuta lo Stato italiano, i contributi e tutte le persone che sussistono sul territorio, tant'è che molti degli immigrati, mi pare oltre 200.000 delle persone immigrate in Italia che oggi hanno la residenza su un totale mi pare di 2 milioni totali, abbiamo che 400.000 sono diventati imprenditori, quindi sono persone che lavorano sul nostro territorio, che hanno aperto pizzerie, paninoteche, tutta una serie di attività. È la festa di tutti, smettiamola di girarci attorno e far finta che ci sia una razza che si comporta male, non è assolutamente così. Però Salvini ha parlato in terza persona e dice: se qualcuno pensava di fastidire Salvini ha sbagliato a capire, oggi per qualcuno è la festa dei Rom e dei migranti, per me è semplicemente la festa degli italiani. Ha sbagliato Salvini. Oggi qualcuno avrebbe dovuto portare rispetto. Ha sbagliato perché nel 2013 Salvini diceva, esattamente durante la stessa festa, diceva che non c'era niente da festeggiare e lo diceva in maniera molto arrogante. Oggi invece che si trova in un'altra situazione cambia faccia. Allora noi del 5 Stelle cerchiamo di restare sempre gli stessi, logicamente su alcuni fronti bisogna cambiare idee, ma su questo etico e morale io mi sento pienamente d'accordo con Fico. Prendiamo la telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Che non sarà niente da festeggiare. Pronto? Sì, buongiorno signora, ci dica tutto. Buongiorno, sono una vecchia pensionata e vorrei parlare con il signore della Lega. Eccolo. Premetto che io ho stima per la Lega e non è che le dico solo quello che mi è successo. Stamattina ho telefonato in banca per sapere della mia pensione. Premetto che essendo vedova prendo il 60% e pago le bollette e le tasse al 100%. Io avevo una piccola pensione, me l'hanno decurtata perché faccio cumulo. Vorrei che viveste voi con quello che prendo io. Allora,
Stamattina quando ho telefonato in banca mi hanno tolto 10 euro di pensione. Se fanno comodo al governo, farebbero comodo anche a noi pensionati, perché 10 euro non sono pochi. Allora mi chiedo, eccola, a noi è il bancomat dello Stato sempre i pensionati, perché mi dica 60% di pensione, bollette a tutta birra al 100%, tasse al 100%, 1.000 euro portati alla commercialista di scontrini di medicine, perché non tutte sono gratis. Allora io vorrei gentilmente, senza essere polemica, una risposta dal dottore della Lega. E siamo qua, signora. Se fosse sua mamma, cosa direbbe? Vabbè, vi ringrazio e attendo. Grazie. 049 49060 54, ce n'è per tutti e due sulle pensioni, vedo che vi hanno un po'... Sì, ecco, sì, vabbè, ma perché è giusto così? Allora, giustamente la signora dice, ma come io ho la reversibilità perché sono una vedova e ricevo il 60%, dovrei pagare forse anche le tasse al 60%, perché giustamente dice... non sono, purtroppo 10 euro? A chi si è preso 10 euro la signora? Sarebbe importante capire anche la banca come le ha motivate queste 10 euro, se sono minori trasferimenti, e capire perché non mi risulta. Io insomma sono della Lega sì, però non il meccanismo, il tecnicismo che parla di decurtare i 10 euro di pensione non mi risulta. Approfondirò. Sarà la pensione d'oro la sua signora, no? Come? Non è la pensione d'oro che hanno già cominciato a no, assolutamente. Rispetto alla domanda, se fosse mia madre e se mia madre mi arrabbierei, assolutamente, verificherei prima a cosa sono attribuibili queste 10 euro. Vero è che, insomma, se si volesse, lei diceva il 60%, la proporzionalità, ecco, ci sono dei casi di specie, questo qui è particolare, sulla quale si potrebbe lavorare. Perché alla fine sono 120 euro all'anno, che se uno sta prendendo delle medicine sono 120 euro che contano davvero. Poi in base, ecco, parlo anche da esperienza di amministratore locale, e io invito sempre a rivolgersi anche agli uffici dell'assistente sociale del suo comune, che insomma verifica la possibilità di avere delle tasse anche agevolate per determinate particolari situazioni familiari. Quindi oltre a una risposta, avere sempre la risposta dal governo ci sta, ma anche dal frontman, che insomma è il primo cittadino, dall'amministrazione comunale. Anche perché se c'è un servizio rivolto alla persona è giusto che ci sia. 049 4906 054, il governo deve resistere, è meglio che si vada subito a votare, gli italiani non sono così d'accordo. Allora, Filippo Lazzarin, lei vuole andare a votare? Ma io volevo... quando? Perché se lei sa qualcosa che io non so, me lo deve dire subito. Perché siamo così, coi nervi scoperti, fino alle 18:15. Noi sappiamo meno di quelli che di lei, no? Ma io lo chiedo perché lei, che magari sta vicino al suo superiore... Matteo, sì. Tra l'altro, se non ero in puntata, ero all'inaugurazione della sì, ma abbiamo seguito con Antenna 3, quindi faccia finta di essere un avatar e di esserci stato. Esattamente. No, dico, no, non vorrei andare subito al voto, perché io sono un ottimista e sono una persona che si siede a un tavolo e discute e dialoga, analizza un pochino la situazione. Dico questo, il 50% degli italiani credono in questo, più che governo io la chiamo squadra, dove ci sono due campioni, c'è il Di Maio e c'è Salvini. La dimostrazione che insomma i numeri hanno dato favorevole a Salvini è stato perché nei giorni precedenti al voto, insomma in quest'ultimo periodo, oltre alla tifoseria avversaria che continuava a dare addosso a Salvini, ci si è messo anche il compagno di squadra Di Maio. Allora, il tifoso, insomma sto facendo una similitudine ma per far capire il messaggio dove voglio arrivare, ha detto caspita, ma perché c'è del fuoco amico tra di loro, e hanno premiato un pochino la Lega. Circa le butade, le continue provocazioni, lo vediamo con Figo, mi dispiace che il collega al mio fianco sia d'accordo con il virgolettato che io ho letto e ho sentito anche con le mie orecchie, sono stati nominati i Rom e i migranti.
Io direi, indipendentemente dalle affermazioni di Salvini nel 2013, poi sono cambiate un sacco di cose, adesso Salvini si trova anche in una posizione diversa e ha una richiesta del popolo diversa, che è quello di governarlo tutto, e lui si è messo a disposizione. Dico che la festa della Repubblica è la festa di coloro, insomma dei discendenti di quelle persone che l'hanno conquistata, l'hanno ottenuta in maniera democratica, anche se per pochi punti percentuali hanno conquistato. Repubblica o monarchia? Avevamo il Savoia adesso, non è che ci andava molto meglio. No, ma infatti, ma io non sono... Però metti il PIL che produce una Buckingham Palace, anche sì. Quello... Sì. Dico, non voglio discutere in merito alla Repubblica o alla monarchia, però dico che i Rom e i migranti sicuramente arrivano in secondo luogo, anche perché non deve essere una festa imposta. Loro ci chiedono di festeggiarla, loro probabilmente non lo vogliono, appartiene agli italiani, vogliamo chiamarli originari, quindi è una festa degli italiani. Poi insistere per provocare Salvini per un'area di governo e provocare a questo punto anche di riflesso una grande parte degli italiani è veramente un rischio. Quindi alla domanda puntuale, puoi tornare al voto? No, mi siederei attorno a un tavolo. A discutere, però avete tante di discussione, perché allora c'è la TAV, c'è la TAP, c'è la flat tax, c'è l'autonomia. E qua uno dice, ho così tanti voti, faccio la voce un po' grossa, forse mi sa. Faccio la voce grossa, però anche qualche sì, è giusto sentirlo, perché altrimenti, come diceva l'esponente del segretario del cittadino del PD, dice questo governo non va avanti. Qualche sì bisognerebbe cominciare ad averlo, allora, discussione per procedere. A discussione, cosa pensate voi? Dobbiamo andare a votare, dobbiamo resistere, volete andare a votare di nuovo? Ma davvero? 049 49 06 054, io so già che discuteremo sul principio di italianità durante la pubblicità. A dopo! Eccoci qua, siamo tornati in diretta a 049 49 06 054, sì, abbiamo parlato di italianità, poi do la parola a Divis, ma abbiamo anche la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego, ci dica tutto. Vuole andare a votare? Allora, ma finché le cose se possono produrre dei fatti concreti può anche andare avanti questo governo, altrimenti è meglio andare a casa perché per tenerlo in stallo e portarlo alla rovina, perché mi sembra che i 5 Stelle siano molto generosi, però hanno dimenticato che i soldini per distribuirli bisogna farli, c'è questo piccolo particolare, tutto non è che distribuiscono con reddito di cittadinanza soldi loro, sono soldi degli italiani che si sono fatti un mazzo tanti per farli. Questa è una cosa. La seconda cosa su quello che ha detto Fico, cioè è lui che ha fatto la polemica. È chiaro che tutti i cittadini, se si comportano bene, tutti i cittadini del mondo hanno diritto di essere rispettati, però se permettete, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualche merito, chi l'ha costruita, chi ha dato sangue, chi ha dato morti, se permettete sono stati gli italiani, di conseguenza aggiungere è proprio un voler rompere le scatole, perché non è che ci diciamo agli italiani giustamente che l'hanno costruita sul sangue e sul sudore, non è che con questo andiamo in giro a bastonare qualcuno, diamo tutto quello che gli spetta. Però, insomma, qualche merito, ripeto, a chi l'ha costruita, con quali sacrifici, credo che non era neanche il caso di sottolinearlo, dovrebbe essere assolutamente scontato. Una cosa su cosa riguarda anche l'onestà. Allora, l'onestà comincia da noi stessi, magari non si prendono le baby sister in nero, non si tengono i dipendenti in nero, intanto comincia da noi, perché non è solo il politico, ognuno di noi deve comportarsi anche nelle piccole cose con l'onestà. E poi un'altra cosa che per me grida vendetta. Allora, c'è una sanità in Lombardia che da anni è la migliore, affiancata da Veneto, indubbiamente è la migliore, e costa esattamente della sanità calabra o siciliana. Bene,
viene messo in galera per un casino di anni Formigoni, che ha sbagliato, circa 1 milione, mi lei dice in Calabria dice non succede niente. O 1 milione di euro, o forse anche 2 milioni, e vengono dati 7-8 anni di galera. Però quanta galera dobbiamo dare a chi ha amministrato e sta amministrando le regioni del sud, dove esattamente viene speso allora signora, le faccio da programmi su un sacco di domande, bisogna che cominciamo da qualche parte. Allora la ringrazio, porti pazienza, grazie. 049 49 06 054. Allora mi pare che la signora abbia posto anche l'accento sul concetto di italianità, nel senso che tutti i cittadini hanno il diritto, purché siano onesti, si comporti bene, e anche i cittadini italiani devono essere onesti nel anche andare a impiegare per esempio queste persone che sono state citate ieri durante il dibattito. E poi diceva forse anche meglio andare a casa se dobbiamo far melina, no? Come quando manca il 90esimo, mancano 3 minuti, fa melina ai giocatori. Fa così, tante cose sul fuoco, come sa signora. Sì, ne ho visto parecchie. Visto. Ma allora, partendo da questo concetto di italianità, intanto una provocazione, ma solo per capirci, cioè c'è stata una fetta quella volta, quel famoso referendum importantissimo, costitutivo, che ha votato per la Repubblica, ma c'è stata anche una fetta importante che ha votato per la monarchia. Allora, se andiamo per discendenza e, come dire, possono festeggiare solo quelli che sono stati per la Repubblica, abbiamo un problema anche all'interno del concetto di italianità, e lo sottolineo in maniera molto sommessa. No, io invece penso una cosa diversa, cioè penso che i passaggi storici così importanti, dicevo fondativi, vanno anche reinterpretati giorno per giorno. Nessuno di noi probabilmente può dirsi, come dire, festoso nel 2 di giugno solamente perché c'aveva un avo, un nonno, un bisnonno che andò con convinzione, prodigandosi anche per portare tutti gli amici, parenti, conoscenti a votare la Repubblica. La Repubblica è la res pubblica, quindi secondo me il 2 giugno è la festa di tutti quelli che credono quotidianamente, che lavorano, che come dire, anche culturalmente sostengono un sogno che quel giorno fu segnato attraverso il voto nelle urne, ma tutti i giorni dobbiamo continuare a guadagnarci, perché la Repubblica, guardate, non è una cosa che durerà in eterno, è un errore, è un'illusione chi pensa che la democrazia insieme alla Repubblica sia una certezza, come dire, che possiamo permetterci di dare per scontata. E secondo me anche alcuni, diciamo, episodi sullo scenario internazionale questo dovrebbero, insomma, fermarci nella testa nel nostro quotidiano. In più dico anche, non è che chi ha fatto scelte monarchiche o semplicemente non l'ha mai messa in discussione oggi si trovi all'interno del contesto europeo a vivere una gran bella stagione. Quindi a maggior ragione, insomma, cerchiamo di dargli una dimensione più ampia possibile rispetto alla concezione del 2 giugno di festa. Non mi ricordo cos'era l'altro argomento. La signora ha detto se tutti i cittadini, poi ha detto i soldi sono pochi per la questione del reddito di cittadinanza, i soldi sono pochi. Ecco, di non far melina forse, questo era un tema, ma sul non far melina io sono d'accordo con la signora. Ma voi andreste a votare adesso con la sterilizzazione dell'IVA? Cioè, vi conviene a tutti stare tranquilli, perché poi arriverà l'Europa. Non è la convenienza politica, qui secondo me è la convenienza degli italiani. Io penso che agli italiani convenga che ci sia una scossa. Da un punto di vista politico, lo dico onestamente, io preferirei che ci fosse un voto, perché non sono convinto che, come dire, anche l'espressione delle urne del 26 di maggio verrebbe confermata a settembre, se dovesse essere a settembre. Da un punto di vista di elettore, di italiano, non credo che sia il voto che fa la differenza, nel senso che il tema vero è che qua ci vuole un sistema paese che riconosce nella stabilità un valore aggiunto. Questo è quello che è mancato almeno negli ultimi 2 anni dal mio punto di vista. Però lo spread abbiamo visto come ci punisce. Prendo la telefonata e poi vengo ai soci qui di governo. Pronto, buongiorno. Dario dalla provincia di Trento. Buongiorno Dario, da Trento. Dica ecco, tutto. a voi di in Italia... Come voi in Italia? Perché lei, scusi, non è in Italia? Sì, oddio, sì, formalmente sì, ma è tutta un'altra cosa. Ma del resto anche voi in Veneto, adesso la Lega vi darà l'autonomia, avete fatto il referendum 4-5 anni fa, per cui fra una decina d'anni la Lega, 10 o 20 anni, la Lega ve la darà anche voi l'autonomia, per cui vedrete che comunque io vedo... Ma lei andrebbe a votare sì o no? Signor Dario, lei andrebbe a votare? Lei andrebbe a votare, va a votare per l'Italia, perché non ho capito... Cioè,
No, ma qui pensiamo alle cose serie, perché gli italiani, quei due buffi ometti lì che in televisione se la raccontano, se la ridono, ecco. A voi italiani questi spettacolini piacciono un sacco. Cioè, il fatto che la politica affronti i problemi, cioè io lo vedo negli ultimi 20 anni, durante tutta la seconda Repubblica, gli italiani non si sono mai sognati di chiedere alla politica che la politica affronti veramente i problemi. È dall'epoca del, com'è che si chiamava Berlusconi con le sue storielle, con le sue donnine, e poi avanti fino adesso, fino a Salvini. Non è che può paragonare Salvini a Bunga Bunga, avete una altre predisposizione matta per queste cose. Allora, ho capito, lei ci sta dicendo dall'alto della sua posizione geografica che qui noi in Italia, quindi usciti dal confine del Trentino Alto Adige e soprattutto dalla città, dalla provincia autonoma di Trento, noi insomma saremo un po' un teatrino dei teatranti. E un pochetto. Io la ringrazio, devo andare in pubblicità. 049 49 060 54. Ha detto che noi dobbiamo andare a votare, loro non votano forse. Loro. Noi torniamo dopo la pubblicità. A 3. Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 060 54 e adesso c'è una telefonata, basta che ci chiami qualcuno dall'Italia a questo punto perché se no prima di tu non era in Italia. Pronto, buongiorno. Pronto, Nadia da Treviso. Lei è in Italia, ci dica. Italiana pura. Benissimo, dica tutto. Niente, io volevo dire, ma se andiamo a votare cosa cambia? Brava signora. Rimaniamo sempre uguali? Ha detto la parola giusta. Bisogna che cambino intanto la legge elettorale, tanto detta la dobbiamo cambiare, però è rimasta quella che è. E bisogna che si mettano d'accordo e non essere, non so, rivali dell'uno e dell'altro. Li abbiamo votati, che si mettano attorno a un tavolo e che siano onesti, perché noi li abbiamo votati e vogliamo avere in cambio qualcosa. Signora Nadia, grazie. Allora, capito a questa telespettatrice chiara e semplice, dice intanto se andiamo a votare cosa cambia, Cusumano dice niente, poi con che legge elettorale andiamo a votare, poi vi abbiamo votato. Lavorate, e questa è la frase più giusta che ha detto la signora, io sono d'accordissimo. Sa perché è nell'Italia giusta? Sarà che è nell'Italia giusta e si sente un po' anche lei in mezzo al casino e dice ma se devo scegliere tra uno o l'altro, ma poi alla fine con questa legge elettorale le maggioranze vanno sempre in difficoltà, bisogna sempre fare accordi, contratti, contrattini, perché comunque è difficile che una coalizione raggiunga la maggioranza, ma comunque anche se raggiunge la maggioranza il bilancio dello Stato, quello che ci chiede l'Europa sono sempre le stesse cose, la signora giustamente dice lavorate. Io sono d'accordo su questo, sul lavorare. È notizia di oggi che abbiamo appena tirato fuori dei finanziamenti, 1 miliardo e 620 milioni di euro per quanto riguarda la cultura. Perché crediamo di fare investimenti anche sulla base culturale, crediamo di fare anche altri investimenti. Adesso abbiamo il progetto del salario minimo, il reddito di cittadinanza. Ma questo salario minimo non potrebbe procurare invece più lavoratori in nero? Perché se io a un certo punto mi trovo di dover pagare un salario minimo che mi passa 9 euro all'ora, scusate, faccio tanto nero, perché mi conviene di più che assumere, invece di assumere 10 persone lei ne assumo 3. Faccia tanto nero, non c'è nessun problema, lei truffi pure lo Stato, chiunque voglia truffi lo Stato e poi quando arriva però il fisco e poi gli imprenditori vengono beccati, perché anche a distanza di 10-15 anni vengono beccati, dovranno pagarsi tutte le multe, perché credo che uno stipendio da 8-9 euro l'ora lordi minimo sia il minimo della dignità per la sopravvivenza. Glielo chiedo perché in questo momento adesso si lamentano, penso a un sacco di contratti a 5,27 euro in busta paga. Che stipendio è 5 euro? 5,27 euro netti che diventano 8, cioè c'è la gente che fa anche i conti dell'euro di 2 euro, se deve prendere una babysitter, se deve prendere una persona che lavora per fare le pulizie, se deve prendere un OS, se deve prendere una badante, mi dispiace usare questo termine perché io lo detesto, perché la badante è la badante delle oche, ma
glielo chiedo perché in questo momento questo potrebbe procurare anche un po' più di nero, ma lei fa il discorso giustamente da giornalista, mi dice il lavoro nero. Glielo chiedo. Ma vediamoci veramente, guardiamoci negli occhi e diciamoci cos'è il lavoro nero, chi sono veramente i grandi evasori fiscali, chi è che fa veramente del nero, che porta i crediti all'estero e poi li fa rientrare con gli scudi fiscali? Non è mica l'idraulico sotto casa che forse batte mezzo scontrino sì e mezzo scontrino no per riuscire a pagare le bollette. Chi fa il vero nero sono le grandi aziende, le grandi industrie, quelle che portano fuori i grandi capitali e poi li fanno, le multinazionali. E poi li fanno rientrare, come è successo a Veneto Banca, a Popolare di Vicenza, che hanno fatto sparire 20 miliardi su un colpo solo. Quelli sono i grandi traumi dell'Italia, no l'idraulico e l'elettricista che fanno una fattura in meno. Non è una barzelletta, ma dobbiamo considerare che il grosso dell'evasione, il grosso dei problemi fiscali non lo fa il poveretto. Non è il poveretto il problema. Per la sinistra il problema è il poveretto. Allora, per me il 5 il Stelle problema è la legalità. Poveretto o non poveretto, che tu sia Mr. Donald piuttosto che Mr. X, se devi pagare le tasse le paghi, perché poi dopo ti lamenti che non ci sono i servizi, non c'è il sistema sanitario, che poi non c'è la scuola, che poi non c'è questo. Siamo pienamente d'accordo. Se bisogna essere una repubblica fondata sul lavoro onesta e tutti quanti, tutti dovrebbero pagare le tasse, perché tecnicamente dovremmo avere servizi al piccolo imprenditore di qualsiasi cosa. No, certo che no, però dobbiamo anche renderci conto che la grossa evasione evasione la fa chi porta fuori i crediti all'estero, come la famiglia Pipinato, che ha portato fuori all'estero e l'ha dichiarato su tutti i giornali. Era una scelta imprenditoriale, compravamo in nero e vendavamo in nero, portavamo i crediti all'estero e aspettavamo gli scudi fiscali per far rientrare il denaro. Punto. L'hanno dichiarato pubblicamente e non possono fargli neanche niente, perché era legale, purtroppo non era legale portarli fuori, ma farli rientrare con gli scudi fiscali sì. Quindi questo voi dovete modificare. Questo è un problema grosso per l'Italia. Il reddito minimo, questi sono i problemi, quindi lei dice con la signora noi dobbiamo lavorare su questo. Noi dobbiamo lavorare da un punto di vista commerciale. Sulla TAV come fate ad accordarvi? La TAV, guardi, io ho tutto un ragionamento elettorale. In Val di Susa non è il primo partito il 5 Stelle e la TAV l'abbiamo bloccata e quindi evidentemente si vede che vogliono qualcosa. A Taranto, dove l'Ilva non l'abbiamo bloccata, invece il 5 Stelle ha preso molti voti. E allora c'è qualcosa che non va anche negli elettori. Io devo prendere la telefonata, devo prendere, poi dopo abbiamo una lunga parte, mi dicono i colleghi. Pronto, buongiorno. Buongiorno San Giusi. Buongiorno Giusi. Buongiorno. A lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Ma Fico ha detto che ci vorrà 6 mesi per mettere in atto tecnico il nuovo porto di Venezia. Ma i tecnici, ma se li porta lui da Roma oppure viene qua con i nostri che sono già esperti dell'oro? Chiedo, faccio una domanda, ma perché lui sa com'è il porto qui a Venezia? È pratico o no? Non è che neanche dico questo, non possiamo aspettare 6 mesi visto quello che è successo. Adesso ci è andata bene, ma non si può mai sapere se magari il motore ha qualche difetto magari davanti a Piazza San Marco, e non vorrei dire, ma cosa insomma può succedere. Guardi signora, noi siamo contro le grandi navi a Venezia da tempo immemore, quindi. Allora le manderemo agli alberoni? Ma andiamo avanti, ma così, ma con questo governo. Altrimenti abbiamo sempre il governo tecnico. Sì, ma guarda che i nostri tecnici in Veneto hanno fatto il mondo, non è che è andata molto meglio. Ma lei vorrebbe andare a votare? Vorrebbe un governo tecnico? Io voglio che vadano avanti e che facciano quello che hanno promesso e che vadino d'accordo, ma come ha detto la Nadia, che si mettano un po' d'accordo, no? Che ogni volta che vediamo voi qui in televisione è la lite perché nessuno si arrende. Si sa che ognuno ha la sua, però devono andare d'accordo, ma perché siamo noi che vi paghiamo. Vabbè, signora Giusi. Questo voglio dire, siamo noi che vi paghiamo. Signora Giusi. I soldi contano, ma abbiamo altra gente da aiutare e voi, ma col vostro stipendio, penso che dovreste essere a posto. Noi parliamo di amministrazione. Io prendo circa 600 euro ogni 3 mesi. A questi parlamentari, ma non vediamo. Allora, signora Giusi, grazie intervento. Intanto qua non vedo senatori al momento, non vedo deputati, camerate,
tutta gente che vive del suo, no? Perché comunque così poi dopo, vabbè, lavoratori, tutti i lavoratori. Più di tutti io da sindaco. Sta facendo outing. Con 700 euro, no, ma lo dichiaro. Più forse il reddito tuo personale per la professionalità. Decisamente, spero bene, caspita, certo. No, perché sennò dovete chiedere il reddito di cittadinanza. No, ma io non mi vergogno mica, anzi. No, è che come carica pubblica si pensa che un consigliere comunale possa... Poi dopo c'è stato quel caso in alcuni posti dove facevano 5 riunioni 6 al giorno, 7.000 gettoni al mese ed era incredibile. Allora andiamo in pubblicità e poi continuiamo con una lunga parte. 049 49 06 054. Anche questa signora non vuole andare a votare. È interessante. A dopo. Lo dico. Eccoci, qui siamo tornati in diretta. 049 49 06 054. Abbiamo pensato di chiamare il Divino Telma per farci dire che cosa potrebbe in avanti succedere alle 18:15 proprio su Conte, perché qua ci poniamo la questione: ma questo governo deve resistere, è meglio andare avanti? Allora, Filippo Lazzarin, anche la signora Giusi ha detto, a parte che c'aveva questa cosa dei porti, cosa ne sa Fico, che viene da Roma, i tecnici. Al di là. Vabbè, per sapere questo, però tutti gli altri, in Trento è una battuta ovviamente, tutti gli altri sono intervenuti dicendo che diamo fiducia, continuiamo, l'importante è fare. Effettivamente Cusumano, quando prima dice 1,6 miliardi alla cultura, io sono d'accordissimo, perché sia mai togliere qualcosa alla cultura, ma venerdì consegnavo la Costituzione ai neoi 18 anni nel mio comune e l'articolo 1 della Costituzione dice appunto che è fondata sul lavoro. Allora, per partire con questo lavoro, tra l'altro è un ministero che gli riguarda da vicino, insomma, in competenza di Maio, c'è bisogno di dire, sostituire ai no i sì, e non parlo solo per la TAV, sto parlando per la metropolitana di Napoli, sto parlando per l'ampliamento della metropolitana di Roma, ma non solo, la pedemontana, oltre quella veneta, anche quella lombarda. Bisogna cominciare a dire dei sì a quei no che ci sono stati fino ai giorni scorsi, nel pre-campagna elettorali europee, e, ripeto, sedersi attorno a un tavolo e dire: i cittadini hanno già votato, non c'è bisogno di andare a votare ancora. Hanno votato, si sono espressi, hanno riconfermato più o meno, più per la Lega, meno per il 5 Stelle, qualche giorno fa per le europee, dicono è vero, qualcosina per il PD, ma ripeto, è sempre frutto di questi malumori da spogliatoio, li chiamo io, però purtroppo comunicati ai mass media, dove l'italiano ha fatto la sua. Il popolo italiano, sempre l'articolo 1, esprime la sua sovranità democraticamente con il voto, e si è espresso in maniera tale. Il governo c'è, deve solo andare d'accordo, ecco, quindi i due campioni. Ma come si fa, Lazzarin, andare d'accordo nel momento nel quale magari uno, per esempio, analisi costi-benefici TAP, ne abbiamo sentite di tutti i tipi, poi onestamente ci serve, non ci serve, ci servirà, non ci serve, che tipo di merci devono viaggiare, cioè non possiamo rafforzare, non so, le vie fluviali che abbiamo, i nostri interporti. Serve un indirizzo, il contratto c'è bisogno di un pochino più di polso. Prima nella pausa pubblicitaria ci chiedevamo effettivamente alle 18:15 cosa dirà il Premier Conte. Io mi aspetto un pugno duro e forte e tenga la barra dritta. Rimanendo in tema sportivo, vorrei che il mister dicesse ai suoi campioni: cominciate ad andare d'accordo e a segnare qualche gol. Questo sono assolutamente d'accordo, perché io parlerò anche da leghista, però quando si è voluto fare quota 100 si è portato a casa il risultato, quando si è voluto parlare di legittima difesa si è portato a casa il risultato. Manca lo spazzacorrotti, per esempio. Ma sono d'accordo, ma ognuno resterà di più in carcere perché c'è lo spazzacorrotti, quindi è importante, tante cose sono state fatte. No, allora io sto dicendo che le cose che vogliono gli italiani, al di là dello spazzacorrotti, certo. Ecco, no, le cose che vogliono veramente gli italiani, indipendentemente dalla TAV eccetera, ci sono e fanno parte di un contratto condiviso. Bene. È ovvio che se qualcuno non sta bene all'altro devono trovare un punto di incontro. Questo punto di incontro deve essere per forza il Premier Conte. Io mi auspico e spero davvero che questa sera... non è che si presenterà in conferenza stampa con un cerino in mano e soffia. No, perché voglio dire, è un bel caratterino anche per Conte. Siamo rotti le scatole di governi tecnici.
ripeto, dopo io tanti vi dico anni di governi che c'è un tecnici... signore che si chiama Marietto Draghi che si certo, libera libero sulla piazza, non è che perché poi voglio dire ci sono questioni importanti da affrontare, la questione economica, ma Mario lo Draghi è un scostamento del 3%, europeo, il rapporto PIL-deficit, c'è il problema della sterilizzazione dell'IVA che tu la voglia o non la voglia incombe per tre volte su di noi. Però è un po' così. Quindi... Ennesimo collegato alle banche. Sì, ma quindi... arriva ad austerity, aumento delle tasse, rientriamo con i conti ma non cresciamo più. Non cresciamo più, grave. ma comunque non si cresce perché in Italia non si fanno figli, perché in tutti questi discorsi non ci sono programmazioni a sostegno per le famiglie, per le donne. Ha annunciato 1 miliardo ho capito, alle famiglie però che voglio fanno dire, figli, sì, fanno figli, però voglio dire, delle maternità, io lo dico anche per chi è a casa, una donna, un imprenditore è una rogna una donna che resta incinta? Siamo sinceri, perché sbaglia mia moglie, io aspetto una bimba, mia moglie è imprenditrice, ma ci diamo da fare per organizzarci, insomma non sarà facile. No, ma sto dicendo che comunque certo. Il figlio era per dare il buon esempio, Bene, allora vedi, siamo contenti, congratulazioni, intanto ci farà sapere. E allora Vittorio Ivis lo dice, ci sediamo a un tavolo, discutiamo, ma come si fa a discutere quando c'è qualcuno che voglio dire, ha il doppio della razione sul tuo piatto, mettiamola così, siete a tavola e tu dici, ma stai mangiando di più? No. Come si fa? Perché sono argomenti importanti, anche la flat tax, come sarà discuterla? Perché la nostra Costituzione prevede gradualità anche nella tassazione. Certo, esatto. No, ma infatti è una trattativa molto difficile anche perché va a toccare, diciamoci la verità, insomma, la dignità di una delle 2 forze politiche, nel caso specifico il Movimento 5 Stelle. È evidente che perché questo governo possa andare avanti, ammesso che questo accadrà, il Movimento 5 Stelle deve perdere una grossa fetta della sua presunzione, diciamo, perché rispetto alle elezioni del marzo 2018 i valori si sono totalmente invertiti. Nel mezzo anche segnalo che Conte, che comunque penso venga percepito in maniera positiva dagli italiani, come una figura abbastanza positiva ovviamente, almeno da quello genere di elettorato, quindi Lega e 5 Stelle, potrebbe anche fare delle scelte personali, cioè dire io a questo punto non ci sto più perché per carità sono il primo ministro, ma piuttosto di fare il primo ministro... Ma facendo così fa cadere il governo, Ivis. È chiaro, però non è lui il capo politico del Movimento 5 Stelle, è Di Maio. Ed è evidente che qua rischia di essere lui quello che poi viene in qualche modo trucidato, nel senso che la Lega pretenderà, cioè, me lo auguro anche per loro perché altrimenti avrebbe del politicamente inspiegabile, pretenderà molto di più. Cosa può chiedere? Beh, innanzitutto uno dei 2 ministeri che occupa Di Maio, sui quali i riscontri non ci sono e quindi è evidente che quello potrebbe essere uno dei primi, cioè il lavoro e lo sviluppo economico non mi pare che in Italia brillino. L'attuazione del contratto voglio. E anzi penso che ci siano diversi diciamo, fasce, soprattutto al nord dell'elettorato leghista, che potrebbero avere qualcosa da ridire rispetto anche all'atteggiamento supino che un po' la Lega ha tenuto nei confronti del Movimento 5 Stelle. Però non ho detto che questo basti, perché comunque al Movimento 5 Stelle, che oggi rappresenta la metà dei consensi della Lega, in questo momento spetta un premier che, ripeto, non è l'artefice di questa intesa di governo. Però Salvini ha sempre detto che lui vuole andare avanti per 4 anni e che vuole portare avanti i suoi punti di governo e che rispetta le posizioni di tutti. Io sto dicendo a Conte, non ha mai sta bene, ho capito, ma non ha mai parlato di... stagli bene, tanto la faccia non ce la mette lui come primo ministro. A Conte? Lo scopriremo solo vivendo, a un certo punto. Il dato è comunque forte, è un dato importante e la cosa che fa riflettere comunque è che adesso si comincia ad interrogarsi poi su una data possibile. C'è chi ha parlato del 29 marzo, c'è chi ha parlato addirittura di febbraio 2020, però dall'altra parte abbiamo visto che il governo invece è forte comunque di consensi, nel senso che moltissimi italiani, ora non ricordo esattamente il dato, ma circa il 60% di chi comunque è andato a votare alle europee dice continuate a darvi da fare, a parte perché non vogliono andare a votare, perché hanno appena votato, basta, poi ci sono le regioni, poi ci sono un comunale, cioè la gente è anche un po' esaurita da questione voto, però mi pare che l'obiettivo sia questo. Ma e se Conte se ne va? Spegne la luce lui e dice vado fuori, cosa succede?
Se Conte se ne va, ovviamente cade tutto, il sistema cade un contratto, ripeto, dove c'erano dei punti di confronto e dove la Lega chiede semplicemente l'attuazione di questo contratto. Si preme sull'autonomia, prima si diceva tra 10 e 15 anni la otterranno. Beh, non ci sta bene, non va bene, perché insomma sempre democraticamente il popolo si è espresso e quindi è fondamentale, non dico cedere un punto, ma trovare un accordo, ma c'è già, cioè è inutile che ci diciamo devono riprendere in mano tutto qua. No, il contratto c'è già, c'è solo bisogno di attuare i numeri. Ma quindi non c'è da cambiare il ministero, fare dei cambi, rimpasti, cose? Perché... Il ministero sull'autonomia ce l'hanno loro. Stiamo ve lo chiedo perché ministro Stefani, sappiamo bene che i ministeri viaggiano se hanno il consenso, se poi passano, certo. Ovviamente ci sono i numeri. Mi pare Camera. Che il Movimento 5 Stelle in Regione, ad esempio Veneto, con Berti sostenesse anche ad esempio la questione dell'autonomia, poi si arriva a Roma, Sì, esatto. Non è che si arriva a Roma, è che ci sono tutta una serie di competenze che la Regione dovrebbe assumere, per cui non sta bene che tutte le competenze passino esclusivamente alla Regione, ma che ci sia comunque una corrispondenza con lo Stato, perché dobbiamo comunque garantire un sistema di perequazione per tutto lo Stato Italia, non possiamo creare regioni di serie A e regioni di serie B. Ma ci sono già, guarda, ci ha chiamato il signore prima. Ma quella è autonoma, che quindi è un'altra cosa ancora. Vabbè, ci sono le regioni a statuto speciale, la Valle d'Aosta, il Friuli-Venezia Giulia, la Sicilia. L'autonomia che sta mettendo in piedi 5 Stelle e Lega è una cosa che avranno tutte le regioni. Perché tutte le regioni la richiederanno, perché c'è Veneto e Lombardia, ma l'Emilia-Romagna l'aveva già chiesta, tra l'altro senza voto popolare. E anche tutte le altre regioni la chiederanno, ma proprio perché non sia una presa in giro per gli italiani, c'è bisogno di un lavoro serio, perché l'autonomia, darla con nessuna competenza o mettendo dei paletti troppo rigidi in quelle che è la gestione della regione su determinate competenze, penso a quella scolastica per esempio, 23 materie. Sono le materie principali e bisogna creare una cosa che sia replicabile in futuro anche per tutte le altre regioni e quindi si lavorerà in questo senso. Creare un Questa protocollo è la mia visione, non è un passaggio semplice, è una puntata pilota, come si suol dire, che può un format, chiamiamolo così, visto che siamo e non possiamo permetterci errori, perché chi ne va di mezzo poi sono i cittadini, perché dopo i problemi quando passano alla regione, se la regione poi non riesce a gestirli si può anche andare peggio, perché non dimentichiamoci che si può anche andare peggio. Daniela, tu ce lo insegni, Daniela, che in ambito medico, quando si trova un protocollo corretto poi viene applicato nelle varie. C'è una sperimentazione di molti anni, quindi, però prima ve lo dico perché quando poi passa all'AIFA almeno sperimentato, almeno nell'esperienza di questi 20 anni. Va benissimo, intanto partiamo con il modello Veneto, poi tra tanti anni portarlo all'AIFA e dichiarare che almeno su 10 pazienti 9 sono sopravvissuti e non sono stati dichiarati clinicamente morti, cioè purtroppo... Chiaro, no, ma è per dire... No, è per dire, però capisco che ci siano dei problemi perché poi c'è la consulta che ti metti da un calcio e ti dice no, fermati, ci sono tante questioni molto, molto importanti da discutere in Italia, però sosteniamo le famiglie, le persone che vogliono fare i figli, magari diamo un po' più di maternità, magari diamo una maternità intera a queste donne che stanno a casa, no al 30% che non ti compri neanche i pannolini, col 30% del tuo salario, lo dico perché poi è così, gli italiani non fanno figli perché poi, ripeto, la donna dipendente diventa un po' una rogna. Sì, chiaro. Non se la donna avesse il suo stipendio, mettiamo di 1.200 euro, è chiaro che ha anche più volontà magari di fare un figlio. Col 30% di 1.000 euro cosa ci compri? Dati in polvere i pannolini? Per quanto? Poco, perché poi ecco. Quindi magari mettetevi una... Voi che siete Sto verificando adesso i prezzi per organizzarmi. Si sta preoccupando? Mamma mia, assolutamente. Io direi che lei deve dormire sonni tranquilli, perché dopo... ci si porta a casa un rompisonno, si chiama così. Già dormo poco. Ecco, bene. Allora, mi dicono che devo chiudere. Senta, voi PD comunque sta andando bene. Beh, insomma, noi siamo in crescita, il trend è positivo. È chiaro che però, come dire, questo sforzo, questo risultato anzi delle elezioni europee è incoraggiante, ma non ci rasserena, cioè siamo convinti che la situazione del Paese sia molto complicata, che il nostro ruolo vada in qualche modo riscoperto e alimentato. Noi diciamo sempre che la persona sta al centro, perché di questo sicuramente in questi anni, anche un po' sull'onda delle crisi e poi della politica da palazzi, si è dimenticato. Siete stati un po' snobby, direbbero gli inglesi, un po' snobby. Cioè... Di sicuro è cambiato il mondo, è cambiata la politica, è cambiato anche un po' l'elettorato del PD.
Il fatto che noi vinciamo in tante grandi città, soprattutto nei centri storici, è un elemento di orgoglio, perché insomma, la pluralità in politica per noi è sempre stato un valore aggiunto, ma è chiaro che abbiamo in mente di tornare sempre più vicini alle periferie e non solo delle città, anche della provincia, perché sappiamo perfettamente che vanno rappresentati quei bisogni. Ci penserà Sala? Beh, Sala sicuramente è un buon nome, vediamo cosa scoprirà in futuro ci penserà Sala, no? Ci penserà Sala. Sentite ragazzi, intanto vi auguro in bocca al lupo perché fino alle 18:15 starete un po' così, no, perché si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, diceva Ungaretti, quindi vi vedo un po' così. Vabbè. Io ringrazio davvero tutti coloro che hanno chiamato e vediamo cosa succede domani, quale sarà la notizia, anzi domani, già questa sera. Ore 13 torna domani, grazie a Vittorio Ivis, segretario provinciale del Partito Democratico di Padova. Grazie a Giacomo Cosumano, consigliere del Movimento 5 Stelle del Comune di Padova, e grazie a Filippo Lazzarin, sindaco di Azzagrande, quota Lega, futuro papà, quando? Sì, a fine luglio, quindi tra fine luglio. Bene. un paio di mesi. Ecco, allora auguri anche alla futura mamma. Grazie. Noi torniamo domani, arrivederci.